Veniamo al calcio, gli europei. Vediamo se il nostro inviato, Nane Bordoin, è riuscito a capirci qualcosa in più. Nane? C'è? Mi sente? Nane? Eravamo 4 amici al VAR che volevano cambiare il calcio, tanto tutti io sapevamo già. Prima o poi mi manderà a cagar. No, ma che sta dicendo? Non sia volgare, la prego. Siamo in televisione. Vabbè, comunque mi sono andato al bar perché gli esperti già erano tutti al VAR imbriaghi de sfai. E quello su Cucuredu era rigore, posso dirlo. Vorrà dire cuccureglia. Sì, quello là, insomma, quello da Spagna, ecco. Comunque anche lui. E si mette a fare gli esercizi di riscaldamento durante la partita e mi pareva l'uomo vesuviano. Vorrà dire l'uomo vetruviano. Sì, che roba là, insomma. Comunque se te vuoi mico anche il fermo immagine, eccolo qua. Ho capito, ma lei ha visto solamente Germania-Spagna o ha visto anche altre partite di calcio? Le ho viste tutte egoiste, per esempio quella del Portogallo, che ne c'era uno che voleva fare il portoghese e si è travestito da Ronaldo e dopo praticamente che ha sbagliato il rigore e piaceva lui, ma piaceva anche i giocatori, l'allenatore, ma soprattutto i tifosi portoghesi. E dopo, con una novità, sua Francia gioca un giocatore veneto. Sì, un giocatore ma veneto. Sicuro? Anche un massa. Veneto che gioca con la Francia. Sì, e si chiama Areola. Ma no, ma Areola è un nazionale francese di colore. E mi pareva un fiascuretto, però anche sta Francia, come me, che si mette a mascherina perché ha paura del Covid. E comunque tutti diceva, vince la destra in Francia, e invece ha vinto l'ala sinistra, Mbappé. Io ho l'impressione che faccia un po' di confusione. Casomai ha vinto la sinistra con Mélenchon. Micheon? E sei vicino a casa, Micheon. È già un buon tosato, cosa vuoi? Boh. Guardi, lasciamo perdere, è meglio. Mi dica 2 parole sulle altre partite e poi chiudiamo. Ah beh, su quella dei svizzeri, i dice che i neutrai i batte come fabbri. E gli inglesi i canta ancora God Save the Queen, ma regina, non se andare mengo. No, non sia irrispettoso, eh. No, però ho visto anche per esempio qui a Olanda, Turchia, con gli olandesi che gli diceva parole ai turchi, gli diceva Tomorosa a se un cesso, anzi a se una turca. E dopo praticamente gli ha squalificato un giocatore turco perché gli diceva forza lupi. Sì, sono finiti i tempi cupi, ma cosa sta dicendo? Bortolini, guardi, lei è un disastro, non si capisce niente di quello che dice. Quello che dice mi. E ora ti mando Spalletti, vediamo cosa che ti capisci quando che parla quello Spalletti. No, per carità, ecco. Nane, meglio che ci teniamo lei, però si impegni un po' di più, ci faccia un bel servizio quando ci sarà la finale del torneo. Intanto mi ti dico, chi non salta cucurella è, chi non salta cucurella è.